adesso passiamo invece a Valentina Taglietti di Food Insider. Food Insider fa attività di formazione, realizza progetti della ristorazione scolastica, lei invece è biologa, consulente e formatrice sempre nell'ambito della ristorazione sostenibile e ci parla del vademecum che è stato realizzato. Prego. Grazie mille, buongiorno a tutte e tutti. Esatto, dunque con la formazione svolta con Eupolis e Food Insider rivolta alle amministrazioni, sono stati trattati moltissimi temi in moltissimi incontri. Non so quanti di voi poi abbiano già partecipato a questi incontri, ma l'obiettivo finale era poi quello di tradurre in concreto tutte le buone pratiche emerse e i suggerimenti che sono stati affrontati nel corso di tutti questi incontri. E quindi, visto che si parla quindi di una transizione verso una mensa scolastica che sia sostenibile, locale e biologica, abbiamo voluto sintetizzare tutto il lavoro svolto in un vademecum composto da 10 schede. Io oggi vi presento un po' come è svolto e strutturato il vademecum senza svelarvi troppo, perché così nei prossimi giorni verrà pubblicato sul portale di Veneto Agricoltura e potrete andare a vederlo e approfondire la lettura voi stessi. Come vedete il materiale è organizzato in 10 schede e diciamo l'origine di tutto, quindi la base di questo cambiamento di transizione sostenibile è prende tutto avvio dai criteri ambientali minimi, dai CAM entrati in vigore ad agosto 2020. Quindi come tradurre quindi concretamente queste indicazioni che puntano, che approfondiscono la natura delle materie prime, che devono essere quindi maggiormente biologiche, maggiormente a filiera corta e maggiormente sostenibili, quindi ponendo anche una certa attenzione sulla composizione proteica e l'origine proteica dei pasti, privilegiando quindi le fonti proteiche a minore impatto ambientale come quelle vegetali e a filiera corta, ma anche l'importanza esplicitata dai CAM dell'educazione alimentare, come abbiamo già visto nella presentazione di poco fa. Le 10 schede sono quindi una sorta di riassunto delle tematiche affrontate. Io adesso vi presento brevemente i temi toccati e poi vi spiegherò una chiave di lettura alternativa, perché come abbiamo già avuto modo di vedere gli argomenti sono molto complessi e non esiste una sorta di visione a compartimenti stagni per risolvere una singola domanda, ma se l'obiettivo è quello di portare avanti una transizione verso una ristorazione scolastica più sostenibile e l'obiettivo finale è quello che i bambini poi mangino quello che noi andiamo a proporre, serve un approccio multidisciplinare che coinvolge moltissimi attori, come abbiamo già anche visto dalla presentazione precedente, e bisogna porsi molte domande contemporaneamente. Quindi nella prima scheda obiettivi della mensa si fa una sorta di introduzione in cui si sottolinea l'importanza della cooperazione, come giustamente aveva appena detto Paolo Antoniazzi. Questo che è stato promosso in questo percorso è proprio un percorso collettivo che nutre la comunità e che la rende consapevole, non riguarda unicamente le amministrazioni, non riguarda unicamente le famiglie, ma richiede una cooperazione tra tutti i portatori di interesse di questo processo. Quindi in questa scheda si approfondiscono le modalità in cui attivare la cooperazione. Si parla poi di sostenibilità e quindi dell'applicazione dei CAM come guida a tutte le azioni intraprese.
dei CAM è stato parlato, vengono poi trattati in modo più o meno approfondito nelle varie schede, perché come vedremo poi ricorrono continuamente, perché fanno riferimento al gusto all'educazione, alla produzione biologica, alla produzione locale e via dicendo. E quindi in questa sezione si parla dell'importanza del capitolato, che diventa quindi lo strumento attraverso il quale le amministrazioni possono agire concretamente e definire una cornice di intervento quando possibile, e invece le iniziative che si possono già attuare in attesa del capitolato successivo, se le tempistiche non sono favorevoli. Un'importanza bisogna proprio darla anche al discorso della comunicazione trasparente. Abbiamo visto l'attenzione che è stata data anche al giusto stile comunicativo nei confronti del materiale rivolto ai ragazzi e ai bambini. Ecco, questo bisogna estenderlo poi a tutta la comunicazione che viene svolta, perché sostenibilità, come sappiamo, è un termine estremamente inflazionato, e se non viene comunicato correttamente e veicolato il messaggio veramente che tutto il percorso che si sta facendo e si sta svolgendo, rischia di venire travisato. Quindi sappiamo che fare senza raccontare è un po' fare a metà. Poi possiamo discutere del problema del raccontare senza fare, però in questo caso noi stiamo facendo molto. Quindi per ottenere dei risultati in termini di sostenibilità è anche importante dedicare una corretta comunicazione. Si passa poi un po' nel concreto. La scheda ambiente biologico e produzione locale analizza, diciamo, i tre ambiti di interesse per ridurre l'impatto ambientale della ristorazione collettiva. Quindi sappiamo che bisogna aumentare la quota di produzione di prodotti di origine locale a filiera corta, la quota di prodotti biologici e la quota di alimenti a minore impatto ambientale, quindi una adeguata attenzione all'origine delle fonti proteiche, ad esempio abbiamo un problema di sovrapesca, quindi prestare attenzione alle zone di pesca della FAO, alla corretta introduzione delle proteine vegetali all'interno dei menù, e quindi, diciamo, una visione a 360 gradi su a che cosa dobbiamo prestare attenzione nel momento in cui vogliamo rendere il nostro menù più amico dell'ambiente, più in linea con la crisi climatica che stiamo affrontando. La scheda invece della salute riguarda diciamo, tutte le strategie da attuare per rendere i menù più vari ed equilibrati. Sappiamo che questa è una sfida importante, perché stando ai gusti dei bambini potremmo servire solo pizza e pasta in bianco e crocchette e li faremo felici, però questo rappresenta chiaramente un problema quando parliamo di nutrienti da garantire. La mensa scolastica deve garantire anche un servizio di educazione alimentare. È tempo scolastico a tutti gli effetti, e l'educazione alimentare quindi va promossa attraverso dei percorsi di educazione, ma anche attraverso l'introduzione di piatti nutrizionalmente adeguati, vari, equilibrati. Sappiamo che il consumo delle verdure, dei cereali alternativi, dei legumi è sempre diciamo, risicato, e quindi bisogna sviluppare dei percorsi che portino questi piatti all'interno delle mense e li portino con successo. Quindi l'importanza di queste iniziative migliora
alla fine la salute dei bambini nel breve, ma nel medio e anche nel lungo termine. C'è proprio una visione di educazione alimentare a lunga durata. E questo poi è trattato in modo specifico nella scheda del gusto, forse una delle mie preferite, perché appunto l'obiettivo finale è proprio quello che poi i bambini mangino con gusto questi piatti, perché se non vengono mangiati tutto quanto si traduce poi in spreco, in scarto, e quindi al di là delle problematiche ambientali, economiche, etiche di produrre cibo che viene scartato, crolla proprio tutto il castello che stiamo cercando di costruire per proporre un modello sano, alternativo ed equilibrato. Nella scheda del gusto vediamo l'importanza del ruolo del cuoco. Il cuoco è chiaramente centrale, non è l'unico attore, come vedremo, ma sicuramente ha un ruolo importantissimo. Il coinvolgimento attivo dei cuochi, la loro formazione, il loro aggiornamento permette di agire direttamente con chi può cambiare le sorti del pasto. Non è appunto l'unico tassello, perché si parla anche dell'importanza delle materie prime che sono a filiera corta, quindi ricordiamo entro i 70 chilometri di origine, il coinvolgimento anche del personale di distribuzione, perché sappiamo che se il piatto è buono ma chi lo distribuisce è svogliato, non è interessato, non crea un legame con i bambini, non sa rispondere, non invoglia, anche gli insegnanti a volte capita che presentino dei piatti perché magari a loro non piacciono, sono loro scettici nei confronti di una determinata preparazione, perché magari poco appetibile sulla carta. Questo poi si traduce in un ridotto gradimento del pasto, quindi sono tantissimi gli elementi da prendere in considerazione per arrivare poi a un buon gradimento e a un piatto che funziona. E la partecipazione, come dicevamo già prima, è fondamentale, e su questo dobbiamo pensare ai valori comuni: la salute dei bambini, la tutela dell'ambiente, la tutela dell'ambiente sia a livello locale che a livello globale, climatico. Sono davvero dei valori trasversali che smuovono ognuno di noi, e questi possono fare da collante per istituire una comunità del cibo. Chi fa parte di questa comunità del cibo? Quindi le amministrazioni, le famiglie, il personale scolastico, il personale delle aziende sanitarie locali e il personale di cucina con cuochi e personale di scodellamento. Ecco, tutte queste realtà insieme possono collaborare per realizzare delle azioni condivise a livello di valori e a livello di processo. Quindi, ancora una volta, l'importanza di cooperare. In questa scheda si parla anche dell'importanza della commissione mensa e il ruolo che possono avere i produttori locali per connettere la ristorazione scolastica con il territorio e quindi portare anche, cioè legare ulteriormente a filo doppio una ristorazione sostenibile, uno sviluppo locale con un benessere di tipo ambientale. La settima scheda si intitola Educazione e comunicazione. Ecco, anche qui l'educazione e la comunicazione non riguardano soltanto i bambini, ma riguardano ancora una volta tutti gli attori nominati prima. Per cui parole chiave sono formazione e informazione. Informare le famiglie del percorso che si sta portando avanti, informare il personale di cucina, informare il personale scolastico. Se tutti sono allineati è più semplice raggiungere gli obiettivi. La comunicazione, soprattutto nei confronti dei bambini, è chiave. Cioè noi sappiamo, e ci sono studi su studi anche non rivolti soltanto al pubblico dei bambini ma anche rivolti agli adulti, che
basta cambiare il nome di un piatto per aumentarne il gradimento. Cioè, se nel caso dei bambini chiamare la zuppa di broccoli, cioè, chi è che la mangerebbe mai? Voglio dire, nel senso, giusto forse qualche bambino particolarmente coraggioso, ma se la chiamiamo la crema di Shrek ha già tutto un altro appeal. La stessa cosa vale anche per gli adulti, cioè quando noi ci troviamo a leggere un menù in cui un piatto è descritto con colori, sapori, consistenze, profumi, origine, siamo già più invogliati che se dovessimo leggere zuppa o pasta rossa. Sì, ma cosa mi sta dicendo tutto questo? Cioè non ha nulla di evocativo. Quindi l'importanza delle parole in tutte le fasi. Anche per i genitori. Prima Paolo giustamente diceva se i genitori che coinvolgiamo sono quelli che hanno già fatto una scelta, come possiamo arrivare anche a tutti gli altri? Il discorso del menù. Il menù è uno strumento che i genitori leggono perché vogliono sapere giustamente che cosa mangiano i loro figli a scuola. Ecco, far parlare il menù, quindi non presentare unicamente un elenco di piatti, un Excel, che potrebbe essere una tabella, qualcosa di molto asettico, aggiungere delle icone accanto ai nomi dei piatti, l'icona del prodotto biologico, del prodotto locale, questo è un piatto regionale, quindi fornire delle informazioni aggiuntive, magari abbinare al menù un breve foglio di spiegazione del percorso in atto, renderlo graficamente gradevole. Guardate ad esempio che bel lavoro che hanno fatto con tutto questo progetto, come esteticamente piacevole e bello. Ecco, pensare a questi dettagli aiuta a entrare in connessione e a far passare il messaggio. Arriviamo poi al monitoraggio degli scarti, che sappiamo essere fondamentale, richiesto dai CAM, ed è uno strumento importantissimo per misurare qualitativamente e quantitativamente il servizio. Vi faccio un esempio. Dal monitoraggio degli scarti noi possiamo ad esempio risalire all'origine del perché un piatto non viene gradito. Ad esempio, se noi dovessimo fare il monitoraggio degli scarti classe per classe in una scuola e dovessimo vedere che tutte le classi non consumano questo determinato piatto, potremmo dire ok, è il piatto che non è buono, dobbiamo riformularlo. Se dovessimo invece trovare un piatto, cioè che questo piatto è molto gradito in una classe e per niente in un altro, allora lì dovremmo farci una domanda sul ruolo dell'insegnante, del ruolo educativo, quindi forse dice qualcuno che sta influenzando negativamente un piatto o positivamente, quindi ragionare in questo termine. Quindi questo per farvi capire anche l'importanza di un corretto e costante monitoraggio degli scarti, oltre che per tutte le questioni quantitative, chiaramente. Arriviamo al controllo, il ruolo delle amministrazioni, quindi l'importanza della governance, l'importanza del capitolato, quindi fare in modo che tutto quanto sia ben oliato e funzioni. E infine i vantaggi che rappresentano le conclusioni, e i vantaggi sono sostanzialmente 3. Sono i vantaggi in termini di salute, perché sappiamo che abbiamo dei casi sia di malnutrizione per eccesso, come si diceva prima, con un'alta prevalenza di sovrappeso e obesità già in età infantile, che poi rappresenteranno problemi di tipo sanitario una volta che questi bambini diventeranno adulti, ma anche problemi di malnutrizione per difetto, quindi abbiamo quasi il 3% di bambini che non consumano un pasto proteico al giorno, che quindi la mensa scolastica rappresenta un servizio di tutela a livello proprio di comunità. Un vantaggio in termini di ambiente e quindi di conversione dei terreni in coltivazioni sostenibili, e un vantaggio a livello di sviluppo economia locale nel momento in cui c'è un legame concreto con il territorio che viene ampiamente trattato all'interno delle schede. Adesso io vi voglio mostrare come si possono leggere queste schede, perché ci sono 2 livelli di lettura. Questo è un esempio della scheda del gusto.
quindi all'inizio trovate un breve riassunto e poi la scheda è articolata è divisa in problemi e soluzioni per facilitare la lettura. Quindi questo, diciamo, è un primo livello di lettura, proprio partendo dall'argomento e analizzando dei possibili esempi. Ma, come abbiamo visto, tutte le tematiche che io ho presentato sono intimamente connesse le une con le altre, quindi sarebbe difficile parlare di gusto senza parlare di salute, di ambiente, di controllo, di tante altre cose. E quindi all'interno di ogni scheda c'è un rimando a un'altra scheda. Ad esempio, il gradimento dei piatti serviti in mensa dipende da 2 fattori, gastronomico ed educativo, come vi dicevo prima. Quindi il gradimento dipende da un fattore gastronomico, quindi il piatto è cucinato bene o male, o il gradimento dipende da un fattore educativo, cioè c'è qualcuno che sta ostacolando in qualche modo il gradimento di questo piatto, l'accettazione di questo piatto, e quindi c'è un rimando a un'altra scheda, in questo caso la scheda educazione e comunicazione, dove viene anche trattato questo argomento. E così via. Dopo si parla del confronto, cioè di confrontare le schede 1 e 4, quindi la scheda obiettivi della mensa e la scheda salute, e ancora la scheda relativa ad ambiente biologico e produzione locale. Quindi c'è un'altra chiave di lettura trasversale che ci fa capire un po' di più la complessità del discorso e l'interazione fra tutti gli argomenti trattati. Quindi avete diversi modi per fruire di queste schede, anche perché poi, come vedete, ogni scheda singola rimanda ad altre schede, quindi diciamo potenzialmente il livello di lettura si amplifica e si moltiplica a sua volta. Io spero che questo lavoro di sintesi sia sufficientemente chiaro e rappresenti uno strumento per porsi delle domande e per ampliare, diciamo, il modo in cui si affronta e si ragiona sull'argomento, e come dicevo lo troverete nei prossimi giorni disponibile sul portale di Veneto Agricoltura. Qui continuano le frecce, i rimandi potenzialmente infiniti. Io vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro.